una domanda da farle. Dammi da tu. Scusa Danilo, sono io che devo dare lei. Il dopo. Vorrei proprio questa, cioè, perché i problemi del dopo non sono 1, 10, 8 punti, sì. Sono migliaia di punti. Sì. Il nostro sistema di vita civile, il lavoro, il rispetto delle leggi, il nostro commercio, cioè il dopo, la gente vuole sapere il dopo secondo me. Sì. Prima ancora di scendere in piazza. Ti ringrazio. Io non so se qua c'è stato quei. Non c'è stato, magari se li postate, magari. Aprite su internet gli 8 punti. Quindi c'è una parte del dopo, una parte importante. Ho detto prima, non si scende senza che deciso prima e dopo. Però una strategia, attenzione, una strategia impone anche alcuni passaggi che probabilmente riguardano anche dopo, e forse lì nel caso questo di parlare un altro momento. Mantieni così un secondo. Solo questo, poi i punti magari se vi li vedete è molto molto importante. Ma se li mettete lì. Ma c'è la luce e non è troppo luminoso. C'era lui che voleva sapere quella domanda. Sì. Vabbè, tanto tu prepara i punti per dopo che il microfono. Passami il microfono, Andrea. Prego, prego. Il mio nome è Ferdinando, non ci conosciamo. Il 5 io conto di venire là a Portina. La mia fedeltà comunque non è alle persone, quindi quando sono entrato qualcuno mi ha chiesto da che parte stai. La mia fedeltà è ideale, cioè quando uno ha un obiettivo grande, una causa, come quella rivoluzionaria, come quella italiana, eccetera, la fedeltà è quello. Sono stato prima alla Bologna dove c'era, diciamo che lì Ferrieri, e lì non si parla di essere un po' una gara di mazza, devo dire. Quindi, non parliamo non critichiamo non è giusto e non è corretto. Non critichiamo ciò che hanno fatto persone che sono riunite e non hanno per dire che ero là, che sono qua e come non può andare da qualsiasi altra parte se potesse servire come io credo posso servire la causa. Allora, suggerimenti, poi ci parliamo. Siccome non abbiamo le forze e dobbiamo conquistarle, e probabilmente a proposito le circostanze ci aiuteranno perché siamo in una situazione drammatica e la gente sarà spinta a unirsi, a rivedere nella bandiera quel simbolo che ti dà la forza per uscire dalla merda, dalla quale nessuno può uscire da solo. Suggerimenti. Siccome fino adesso tutti siamo andati in piazza per chiedere solidarietà agli altri, noi vorremmo cominciare ad andare in piazza a dare solidarietà agli altri, cominciando dalle forze d'ordine, le quali sono in una condizione di disagio, i sindacati hanno mobilitato e secondo me se noi avessimo non voglio dire l'astuzia, l'intelligenza di andare in piazza cominciando a dare la solidarietà alle forze d'ordine, probabilmente cominceremo a darci quella garanzia per rendere pacifica, per garantirci pacifica quella transizione tra la vecchia e la nuova Italia.